Emergenza comuni periferici della provincia di Oristano. In provincia di Oristano c'è un dato che stride fortemente con l'andamento della campagna vaccinale della regione Sardegna, che nelle ultime settimane è migliorata notevolmente, ha raggiunto numeri accettabili. Invece in provincia di Oristano c'è un sistema che è palesemente disorganizzato e che ha lasciato in mezzo al guado intere comunità periferiche. Rispetto a questa situazione è opportuno che i vertici della SSL di Oristano rivedano immediatamente l'organizzazione di tutto il sistema della campagna vaccinale e ci spieghino quali siano stati i criteri con i quali sono stati individuati i comuni dai quali si è iniziato, e invece ci spieghino anche i motivi per i quali ci sono comuni che ancora non hanno ricevuto una dose di vaccino. Vi siete mossi, ma ancora nessuna risposta è arrivata? Io mi sono mosso come sindaco, ma mi sono mosso anche come consigliere regionale, perché ho fatto già 2 interrogazioni all'assessore, che ovviamente mi ha garantito verbalmente che si sarebbe impegnato per risolvere questa situazione, così come lo ha fatto anche il commissario dell'ATS, dottor Temussi. Il silenzio arriva dall'organizzazione della SSL di Oristano, alla quale rivolgo un appello di dare risposta a questi comuni che sono rimasti indietro immediatamente, diversamente utilizzerò tutti gli strumenti che la politica mi consente per risolvere questo problema. Ovviamente i numeri dimostrano che a Nughedu la pandemia ha messo in ginocchio tante persone, anche dal punto di vista sanitario. La preoccupazione sua è anche dettata da questo. Entrando nello specifico caso di Nughedu, che non è oggetto di questa discussione perché il caso ci porta a vedere intere comunità periferiche in questa situazione, nello specifico caso di Nughedu io sono molto preoccupato perché prima di Natale noi abbiamo avuto un contagio molto ampio, abbiamo avuto fino a 49 positivi contemporaneamente. Io sono terrorizzato dal fatto che possa ripetersi una condizione come quella e esigo che la mia comunità sia trattata al pari delle altre comunità. Non ho mai pensato di utilizzare il mio ruolo di consigliere regionale per saltare la fila o per agevolare in maniera inopportuna la mia comunità, però pretendo che ci sia un trattamento equo per tutte le comunità, quelle vicine ai centri capoluogo, ma anche e soprattutto quelle periferiche.